Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento al mercoledì, gruppo TV7 e come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, vedete ovviamente il tema che stiamo trattando, ormai lo trattano tutti e tutto. Viene trattato per quanto riguarda questo maledetto virus. Perché lo trattiamo tutti e tutto? Perché ne verremo fuori credo con molta difficoltà e con molto tempo ancora, bisogna avere molta pazienza e molto coraggio. Allora abbiamo molti messaggi e anche telefonate. Per quanto riguarda le telefonate, appena termineremo i collegamenti, ne abbiamo molti e le faremo, garantisco, ai nostri telespettatori. Nel frattempo andiamo e passiamo qualche messaggio, anzi ne passiamo 4 per turno. Chiedo alla regia se può mettere in onda i primi, eccolo qui. Io oggi ho sentito il messaggio dell'assessore Marcato e gli do pienamente ragione, perché io da idraulico, la ditta dove lavoro, ha deciso di tenerci fermi, poi vedo nelle piste ciclabili fanno di quelle passeggiate, ha ragione e basta. Buonismo, io ho un figlio disabile, grazie mille signor Marcato, credo che il messaggio sia per l'assessore Marcato, però credo sia condivisibile. Andiamo con il prossimo messaggio. Buonasera, la pulizia delle strade che si sono viste nel TG in Cina, da noi non viene effettuata? Certo che viene effettuata, come in tutte le città stanno effettuando le pulizie, anche nei paesi vicino alle città, quindi questo si sta facendo, non so se in tutte le strade, però nelle principali sicuramente sì. Andiamo avanti. Io come possessore di un bar che molto probabilmente rimarrà chiuso per mesi, come farò a vivere? Questa è un'altra domanda che purtroppo l'assessore Marcato ci ha lasciato, poi ci risponderà eventualmente il Presidente della provincia Fabio Bui, però credo che qualcosina gli verrà dato, insomma io mi auguro che lo Stato intervenga anche in questo. Tutta oggi pomeriggio al telefono per segnalare alla polizia le persone sull'argine, ma non sono riuscito mai a prendere la linea in 3 ore, è vero, però poi la polizia, se si riguarda Padova, il comune ha mandato delle pattuglie di vigili proprio negli argini di Padova per verificare che non ci siano runner o tant'altri che vanno a fare, non lo fanno mai tutto l'anno, però lo fanno in questo momento. Prima di andare in pubblicità avevamo parlato della sanità, che ovviamente, dottore, tutti hanno ridotto, hanno riunificato le ASL, hanno ridotto i medici, gli infermieri, le spese sanitarie e tant'altro. Quello che sta succedendo cambierà il mondo. Guardate questo cosa ci racconta invece, proprio inerente a questo. Andiamo a vedere il filmato. Buongiorno, anche per oggi. Trasformeranno le loro lance in aratri e le loro spade in falci e cesseranno di prepararsi alla guerra. Sono parole del profeta Isaia che oggi ricordo davanti alla Breda, legata alla Leonardo. È una delle tante fabbriche di armi che ci sono qui nel Bresciano. Per noi bresciani è una lunga tradizione, con nomi che vanno da Beretta, Valsella Meccannotecnica, alla 6 Esplosivi, ora RVM. Perché vi parlo di armi e che senso ha parlare di armi in questi giorni? Oltre ogni polemica inutile e futile, vorrei però rilanciare una proposta seria fatta in questi giorni da Rete Disarmo e Rete Pace. Non sarà sempre e solo emergenza, verranno presto i giorni delle scelte, non dimentichiamolo. La drammatica situazione causata dal Covid-19 deve farci riflettere e ripensare a quali sono le nostre priorità. Al concetto di difesa, al valore del lavoro e della salute pubblica e al servizio del bene comune. Mentre in 10 anni è stato definanziato di 37 miliardi il sistema sanitario, è costantemente cresciuta la spesa militare. Oggi lo vediamo, non sono le armi a darci sicurezza, ma la promozione della salute, del lavoro, dell'ambiente. La fotonotizia che il panico negli Stati Uniti vede file di persone in fila per acquistare le armi e le munizioni sotto lo slogan "dobbiamo difenderci" è singolare e preoccupante. Già, dobbiamo difenderci con le armi. Le proposte di Rete Disarmo e Rete per la Pace. 4. Primo, sostenere la difesa civile non armata e non violenta. Secondo, spostare i fondi dal militare alla protezione civile, al servizio civile universale, ai corpi civili di pace, alla ricerca sulla pace e la prevenzione dei conflitti. Terzo, ridurre la spesa militare e rafforzare la sanità. Quarto, puntare alla riconversione produttiva delle industrie belliche verso il settore del civile. Pensate, e questo è un dato, in questi giorni a Brescia in Lombardia
Siamo in grado di fabbricare pistole, bombe, mitragliatrici, radar, militari, munizioni, cacciabombardieri se ci uniamo a Cameri con gli F-35, ma non siamo in grado di fabbricare mascherine e presidi sanitari necessari alla vita. Un casco del pilota degli F-35 che arriveranno anche a Ghedi carichi delle nuove bombe atomiche costa 400.000 euro e mancano respiratori che salvano la vita e dobbiamo fare le raccolte a livello di base di persone e di famiglie come donazione. Questo si chiama la grande ipocrisia, l'ha detto Papa Francesco pochi giorni fa. Trasformeranno le loro lance in aratri e le loro spade in falci, cesseranno di prepararsi alla guerra. Mi pare una buona strada. Buona giornata. E buona strada anche per oggi. Possiamo dire che questo filmato merita quantomeno una riflessione oppure no? E come? Dice di no lei, dottore? Io non voglio essere sopra. Allora, no, lui dice praticamente 37 miliardi non investiti in sanità, mentre in altre zone sono state fatte. Non si può concepire la società moderna e il mondo con le santissime parole anche di Isaia, perché non è così. Una cosa sono gli americani che si vanno a comprare le armi, perché c'è un'altra cosa è la difesa di uno Stato in un sistema in cui, perché magari lui non lo sa. Oggi tutto il mondo è unito per fronteggiare quel nemico. Il mondo in questo momento ha 38 conflitti in atto, 38 guerre in atto, a cui si somma il Covid. E noi in quanti siamo, per sapere? Cosa? Di questi conflitti? No. Quanti siamo coinvolti? In atto, perché diciamo quell'acqua, cosa, non deve fare gli elenchi. Scusa, allora, per dire... il mondo cioè quel ragionamento là è uno splendido ragionamento nel mondo dell'utopia. C'è uno condivide Sì, ma c'è un messaggio chiaro. Il messaggio è nell'investimento della sanità pubblica. E adesso io anche, va detto innanzitutto, perché adesso anche in Veneto sono diminuiti i posti nell'arco di 10 anni, questo dobbiamo dirlo. Uno, basta prendersi tutte le sintesi anche dei rapporti e questo va detto. Uno. Due, adesso io dirò anche una cosa probabilmente poco condivisibile. Io sapete che sono sempre stato a favore dell'autonomia. Lo sono sempre stato, ho sempre sostenuto il referendum per l'autonomia del Veneto, però in questo caso con la salute pubblica abbiamo visto che questo tipo di intervento non può essere parcellizzato a livello regionale, ma solo unicamente attraverso una regia nazionale, perché se io predispongo dei limiti in Veneto e non lo predispongo in Emilia-Romagna, voi capite che il contenimento del virus non può avere luogo, quindi deve esserci comunque una regia per quanto concerne la salute, la sanità a livello nazionale e non a livello locale, e questa ne è una riprova al 100%. Scopriti poi collegati... Sì, riguardo a questo bellissimo intervento di questo signore. L'intervento lui l'ha fatto per dire 37 miliardi buttati via per la sanità, lei poi dottore si è lamentato perché non avete tutto il materiale necessario, ha ragione, ha ragione anche quello che... Sulle questioni della sanità io poi, se volete ne parliamo, insomma. Intanto io dico la sanità deve rimanere pubblica, anzi non si dovrebbero fare soldi con la sanità. C'è qualcuno che vuole investire in sanità, questo lo dice Gino Strada, non lo dico io. Strada dice facciamo che chiunque voglia investire in sanità possa investire, ma non si devono prendere utili con la sanità, perché sulla pelle dei cittadini. Il concetto sull'intervista? Lasciando questo discorso, in provincia di Milano ci sono 254 fabbriche di armi. Una di queste, fra parentesi, fa respiratori per i sommozzatori, per i militari, quelli altamente specializzati. Quindi è una fabbrica. La maggior parte di queste aziende, aggiungo, sono a partecipazione statale. Quindi c'è una legge, la cosiddetta Golden Share, che può decidere come fare gli investimenti per queste aziende. Bene, noi non abbiamo respiratori, cioè il Veneto ne ha chiesti 200 e ne otterrà poco più di 100 per esempio, e lì abbiamo un'azienda che produce respiratori per i sommozzatori militari americani e che potrebbe essere facilmente convertita in respiratori per la terapia intensiva. Ritornando Siamo alla follia.
Siamo alla follia, continuiamo a fare armi in un mondo che è diventato troppo piccolo per le armi. Fabio Bui, poi abbiamo collegato anche Oscar Miotti, che è lo psicologo, che ovviamente ho voluto fare questo collegamento Skype perché devo chiedere parecchie cose allo psicologo. Vediamo se riusciamo a vederli in video. Eccolo, sì. Fabio Bui. Allora, per quanto riguarda questa intervista, l'ha vista, Presidente? Devo mettermi più in centro. Io non l'ho vista, ma ho sentito un attimo quello che state dicendo. Cioè, posso girare il computer così? Dallo studio. Scusi. Io dico solo una cosa, mi sembra No, scusi Presidente, se abbassiamo l'audio con lo psicologo perché entra in studio. Prego Fabio Bui, prego. Sì, Okay, ho sentito quello che diceva Simone Borile, mi sembra, sul concetto di regia nella sanità che non può essere solo regionale. Quanto di più oggi ci accorgiamo che c'è bisogno di una regia nazionale in tutto il sistema sanitario. Uno deve parlare durante l'emergenza, gli altri devono eseguire, altrimenti c'è il fai da te più totale e vediamo come in questo momento c'è ognuno l'approssimazione in quello che si fa, questione che viene trattata. Addirittura prima sentivo parlare della pulizia delle strade, non si sa se la pulizia delle strade e la sanificazione sia utile, faccia male, a cosa serva. Allora ogni comune si sta orientando in funzione di un dispositivo che è arrivato dall'Istituto Superiore Fabio Bui, le chiedo che però Fabio Bui, vedo che è animato, però se non gesticola e non si muove, noi la sentiamo sempre bene. Se lei si muove e la gesticola, che sta mettendo tutto l'amore nel suo concetto, la voce va via e viene perché il collegamento non lo vediamo bene. Se riesce a star fermo ci farebbe cosa gradita. Avete ragione, scusatemi, ma il tema è proprio questo. Nel momento in cui si lega le mani, non c'è nel momento in cui non c'è un coordinamento su questa cosa qui, e il coordinamento deve essere nazionale, poi ovviamente la regione declinerà in funzione di quello che succede nella regione le varie tematiche, però oggi il fai da te più totale e soprattutto nell'aspetto e quindi su questo mi concordo con quello che diceva Simone Borile, lo faccio anche mio. Poi sapete, voi state trattando della spesa militare, benissimo, tantissimi soldi sono stati spesi e probabilmente verranno spesi per la spesa militare, dobbiamo ritornare a reinvestire in sanità, dobbiamo tornare a investire in cultura. Non c'è sanità e cultura che produca reddito. Sanità e cultura non hanno mai prodotto reddito e per fortuna non producono reddito. Devono da una parte salvare le persone, dall'altra parte formare le persone. E quindi questa deve essere una priorità della nuova classe dirigente, perché questa verosimilmente gran parte di questa ha fallito. Grazie Presidente, rimanga collegato con noi perché abbiamo in linea anche lo psicologo Oscar Miotti. Ho voluto questo collegamento per fare delle domande precise, vediamo se riusciamo a vederlo anche in video. Chiedo alla regia se... Eccolo qui, lo saluto, grazie di essere con noi Miotti. Allora, la prima domanda che mi viene da porle è questa: tutta questa gente tutta questa gente che rimane a casa, la prima settimana va nei balconi, sui balconi, canta le canzoni, l'inno d'Italia, gioca, fa i giochetti, e poi cosa succederà se le settimane saranno molti di più, di 2, di 3, di 4, tra marito, moglie, tra questo, quell'altro? Secondo lei cosa succederà e cosa può consigliare che non succeda? Intanto ridico buonasera. Sicuramente all'inizio di questa chiusura forzata sembrava che fossimo in vacanza. In effetti nella prima settimana la gente è andata al mare, in montagna, al lago,
e quindi aumentando anche il contagio. Adesso ci stiamo rendendo conto che la prospettiva non ha un termine certo e quindi le persone cominciano a essere un po' più tristi, più preoccupate. Io spero che siano preoccupate perché la situazione è seria. Però alla lunga questo comporterà anche dei sintomi depressivi, le persone potrebbero essere più tristi proprio perché non c'è una prospettiva chiara. E rispetto ai rapporti che lei diceva, sicuramente convivere in famiglia comporterà anche lo scaturire di alcuni problemi che magari prima erano più celati perché le persone avevano una vita all'esterno, il lavoro era un riempitivo di tante situazioni. Adesso le persone faranno i conti con la loro realtà, non dico necessariamente negativa, ma questo avverrà. Ecco, non volevo fare delle domande? No, volevo semplicemente dire, io ho sentito un amico demografo, il professor Della Zuanna, che dice che probabilmente fra 9 mesi ci sarà un picco di nascite. O di divorzi, notevoli. O di divorzi, o di un'immagine positiva anche, no, di questa situazione. O di divorzi. Ci sarà certo qualche divorzio in più, ma speriamo che ci siano molti più figli. Che dice il professore? Ma, credo proprio di sì. Io penso che anche nella coppia si possono riscoprire dei momenti che prima erano molto limitati. Personalmente io lavoro con mia moglie di fronte ed è una situazione che da quando ci conosciamo non è mai capitata, quindi io la sto vedendo mio malgrado come un'opportunità, spero che lo facciano anche gli altri. Dottore, ci sono degli abbinamenti, parlo col dottor Ghisarà, con il professore da un punto di vista medico, da un punto di vista psicologo per questo momento che sta attraversando la popolazione? Ma certo che c'è questo grosso risvolto. Pensi, e non voglio banalizzare, a tutta la popolazione anziana sola, che, e lo dico con leggerezza, con serenità, che per esempio vedeva nel venire in studio dal medico un momento socializzante. Pare un controsenso, ma è un punto di riferimento. Venire là a raccontarti che insomma, a 80 anni gli fa male il braccio, cosa, no? Ma in realtà viene là a parlare delle sue angosce, dei suoi problemi, del fatto che di notte si sveglia d'improvviso e si dice se sto male a chi mi rivolgo. Ora, queste persone, al di là delle dinamiche di coppia, delle dinamiche con i figli, perché cambia anche la dinamica dei genitori con i figli, che sono forzatamente dentro quelle 4 mura. Ora, non voglio sostituirmi al professore, ci mancherebbe altro, ma provi a pensare alle dinamiche di un adolescente chiuso in casa. Magari in un bel appartamento con balconi e neanche un pezzo di giardino, cioè bisognerebbe portare al guinzaglio l'adolescente fuori, non il cane, perché entrano delle dinamiche che deve essere o consolidanti o destruenti. Miotti, è così, vero? Come dice il dottore, ho visto che con la testa annuiva. Sì, allora quello che diceva sugli adolescenti, io ho tre adolescenti in casa e qualche volta sento degli urli e noi abbiamo la fortuna di avere un giardino, ma credo che giustamente quello che diceva il dottore in studio è vero, cioè dobbiamo in questo momento occuparci anche degli adolescenti. Io stamattina mi sono messo in contatto con alcune scuole perché dovremmo riprendere gli spazi di ascolto che di solito facciamo e dedicare anche uno spazio che gli adolescenti possono avere anche qualcuno con cui parlare, oltre ovviamente ai loro genitori. Però ecco, al di là della scuola dobbiamo anche pensare al loro tempo libero.
perché la situazione è pesante per gli adolescenti. Ma allora senta dottore, uno che ha, come abbiamo detto, l'appartamento grande con il giardino, ha il modo anche di poter dedicare il suo tempo nello spazio esterno e interno, ma uno che ha un appartamento piccolo, povero Cristo, e che sono in 2, in 3, in 4, cosa consiglia lei? Cosa può dire a loro per far sì che questo tempo che rimarrà ancora, presumo, anche se non vorrei a lungo, che dovranno rimanere chiusi nelle stanze, cosa dovranno fare? Leggere, impegnarsi, studiare, fare dei giochi tra di loro? Cosa dovranno fare per sopperire a questa situazione? Allora, sicuramente il più possibile mantenere le abitudini che uno ha, e quindi chiaro adesso non è possibile vedere i propri amici, ma se noi pensiamo, i ragazzi paradossalmente quando si potevano vedere stavano a guardare il telefono, adesso possono guardare il telefono ma hanno un gran bisogno di vedersi, allora in questo momento devono accettare che la quotidianità deve essere mantenuta attraverso il telefono. E poi un'altra cosa sicuramente è quella in famiglia di creare dei momenti magari di gioco, di coinvolgimento, perché questi ragazzi vanno gestiti. Certo che immagino che ci sono delle famiglie che hanno le loro preoccupazioni di lavoro in questo momento. Io vorrei, se mi permette, lanciare anche un messaggio. Noi come associazione EMDR Italia, che è un'associazione che contempla quasi 7.000 psicologi in tutta Italia, ci stiamo adoperando per fare uno spazio d'ascolto per tutta la popolazione. In Veneto ci siamo attivati con un numero che, se mi consente, lo dico. Lo dica lentamente. Sì, allora il numero è 041 25 84 909. Questo numero è stato costruito con il fondo sanitario Sani in Veneto. Fermo lì dottore. Allora chiedo alla regia se può scrivere questo numero, che lo mettiamo bello grande in sovraimpressione. Ve lo ripeto lentamente: 041 25 84 909. Lo ripeto: 041 25 84 909. Ecco, potete fare questo numero. Adesso dottore lo può spiegare lei il motivo per cui lo possono fare? Allora, pensiamo a tutte le persone che sono per esempio in isolamento. Allora, l'isolamento dopo un po' fa creare anche degli scompensi a livello psicologico, perché una persona si sente ingabbiata, non ha più la sua libertà, e questo mette a dura prova a livello psichico. Poi pensiamo, io ho colleghi a Bergamo, in Lombardia, mi dicono che purtroppo si muore. E quindi dobbiamo occuparci delle persone che hanno dei lutti e che non possono neanche vivere il loro lutto, andare al funerale o altro. Quindi noi dobbiamo occuparci di chi ha dei lutti. E altra cosa drammatica, mi stanno chiamando gli operatori ospedalieri dei reparti che ci dicono che sono sotto pressione, vedono persone soffrire, morire. Ecco, noi dobbiamo occuparci anche degli operatori sanitari. Questo numero è aperto anche per gli operatori sanitari. Vediamo se la regia lo può mettere, l'ha preparato in grafica, perché comunicarlo così verbalmente magari è difficile. Se la regia mi è di aiuto e me lo mette in grafica grande, lo ripeto: 041 25 84 909 per chiamare chi ha necessità, ovviamente da un punto di vista di avere qualcuno che gli dia una mano. C'è la possibilità? In pubblicità lo mettiamo, allora mi dicono che durante la pubblicità lo mettiamo. Può terminare pure il concetto, professore? Chiedo scusa, non ho sentito. No, può terminare il concetto, dico, che l'ho interrotto per via del numero. Sì, la cosa importante è che risponderanno degli psicologi, sono gli psicologi dell'associazione EMDR Italia, che cercheranno di dare sostegno per questa emergenza. Questo non è una terapia classica, qui si fa un sostegno psicologico per questa emergenza, perché il coronavirus è una situazione nuova
questi psicologi sono preparati per questa emergenza specifica. Mi permetto perché hanno di fatto una aggiungere. formazione. Prego. No, c'è Borile che vuole fare una domanda. Esattamente, io aggiungo, oltre ovviamente ad appoggiare da antropologo, ovviamente non sono un clinico, però da sociologo, antropologo, l'uomo è un essere sociale che ha bisogno di interagire, di condividere e di avere anche un impegno, un ruolo sociale all'interno dell'ambiente in cui lui è inserito, che tra l'altro è l'unico della specie probabilmente che modifica il suo ambiente attraverso la cultura, e la cultura vuol dire comunicare, vuol dire condividere. In questo momento in cui c'è questo isolamento forzato, i social hanno un ruolo. Quindi la tecnologia che era sempre demonizzata, abusata, bastano scrivere ma questo, guardi, il mese scorso eravamo tutti esperti virologi, adesso il prossimo, 2 mesi fa eravamo esperti di Sanremo, il prossimo mese saremo esperti probabilmente di primavera, estate, di collezione. Gli italiani sono così, però è importante avere un ruolo, un impegno sociale, comunicare, darsi comunque un intento all'interno della giornata. Questo attiva perché l'uomo ne ha bisogno di occupare un ruolo sociale all'interno del gruppo, della dinamica in cui è inserito. Questo è fondamentale. Professore, la ringrazio, la saluto, grazie alla sua disponibilità. Adesso appena vado in pubblicità metteremo quel numero e sicuramente i nostri telespettatori potranno trascriverlo e se ne hanno necessità potranno farlo già da domani, dottore, operativo da domani quel numero? Anche da questa sera. Anche da questa sera. Sera, meglio domani mattina, che così magari qualcuno può rispondere con idee più fresche, insomma. Esatto. Però se c'è necessità anche già da questa sera. Da questo momento è disponibile questo numero per chi ne ha necessità sotto un profilo psicologico di aiuto quantomeno morale. Grazie professore, andiamo in pubblicità.